Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del gruppo TV7, mercoledì. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite Fabrizio Boron, Presidente della quinta Commissione del Consiglio regionale per quanto riguarda la sanità. Abbiamo parlato in maniera della sanità, di quanto bene ha fatto nell'anno scorso, nei primi mesi di quest'anno per quanto riguarda il Veneto, abbiamo parlato dell'ospedale di Padova, adesso andiamo a parlare un po' di cose un po' più spinte, dai, definiamole così. I tempi di attesa, Fabrizio Boron. Io vado in ospedale e dico ho bisogno perché ho una malattia grave, deve aspettare 5-6 mesi, vado e pago, ce l'ho in 10 giorni, ma che 10 giorni? In 2 giorni. Non è che sia tanto una bella cosa questo. E questo vizietto non è cambiato molto nei medici, al di là dei medici che poi lavorano fuori, abbiamo già visto gli indagati che sono stati un po' presi, è inutile ritornarci, però anche quella è stata purtroppo una piaga che ne è uscita male la sanità Veneto e l'azienda ospedaliera di Padova. Però i tempi di attesa sono sempre comunque davvero lunghi. Guardi, quando è stata fatta la riforma, quindi qualche anno fa, poco tempo fa, è stato anche imposto ovviamente delle fasce di attesa su quello riguarda, perché dobbiamo dividere fra quello che è l'attesa di una visita e l'attesa di un'operazione, di un intervento. Sono state imposte delle fasce e bisogna dire, prima di partire sulla discussione, una cosa semplice e chiara, che quando si va dal proprio medico di base e gli si fa la ricetta, è in quel momento il medico di base sulla ricetta che indica la classe di priorità della visita. Quindi bisogna essere molto chiari su questo. Guardi, la Regione credo che a breve farà una comunicazione a tutti i cittadini veneti per informarli di questo, perché troppo spesso si cade in questo, diciamo in questo contesto pensando che sia il sistema sanitario. No, non è così. Anche così, Perché, le interrompo, guarda, no, io ho un caso specifico qui, una paziente aveva un problema, un tumore al seno, Padova doveva chiamare per fare la radioterapia dopo l'intervento che ha avuto, lei attendeva la chiamata e non l'hanno chiamata per un mese, al che l'azienda che l'aveva operata, che era lombarda, ha detto ma sono impazziti a Padova, e la paziente ha detto io ho provato e non mi hanno chiamato nessuno, un mese. È una cittadina lombarda o veneta? No, è di Padova, è una cittadina di Padova, quindi ha atteso un mese la chiamata, poi chiamando un medico ha mosso un attimino lo IOF di Padova, le dico esattamente tutto, poi se vuole dico anche nome e cognome, e quindi non è proprio così. Io parlavo di un episodio grave, questa paziente ha iniziato proprio lunedì a fare la chemioterapia nel dopo intervento perché ha già subito l'intervento. Scusi, la radioterapia. Parto dicendo che dopo, se mi dà il caso specifico, sarà mio cura interessarmi, perché se c'è un dato certo è che quando ci sono malattie gravi, in particolar modo oncologiche, le visite e le prestazioni devono avvenire in maniera urgente. E su questo, se poi mi dà il caso, bravo, certo, ecco, mi dà il caso, no, perché poi sa... l'ha sistemato, No, certo, però, perché parliamo comunque di un sistema sanitario che fa milioni di prestazioni e pertanto il caso può succedere, e nel momento in cui succede è diritto e dovere del cittadino segnalarlo agli organi competenti, anche alla mia mail istituzionale, perché me ne arrivano e quando mi arrivano io mi prendo l'onere di verificare il tutto. Però come è organizzata la struttura la dobbiamo dire, no? La struttura delle liste d'attesa è organizzata, ci sono delle fasce d'attesa, vengono individuate nel momento in cui vado al medico di base dalla ricetta, e questo lo dico perché molto spesso le segnalazioni che mi arrivano sono andato a prenotarmi una visita e mi hanno detto che me la fanno fra 6 mesi. Poi guardi la ricetta che gli ha fatto il medico di base e c'è scritto così. Quindi è bene dirlo al cittadino. In questo caso siamo d'accordo, io cerco di fare l'avvocato del diavolo, non è questo il caso che crea io dico, problemi. Questa è la prima cosa importante. Poi ovviamente ci sono la parte delle malattie o dei problemi gravi che sono come le malattie oncologiche, che hanno priorità su tutto, e poi c'è la questione del sistema sanitario in generale che dice nel momento in cui la lista d'attesa va fuori dei tempi massimi stabiliti per legge, in automatico c'è comunque un sistema di
cliniche convenzionate, accreditate o ambulatori convenzionati accreditati che ovviamente danno prestazione in aiuto al sistema, perché immaginiamo che domani tutti dovessero andare a farsi un'ecografia a Padova o un'operazione a Padova in azienda ospedaliera, credo sia facile immaginare che non è possibile farla tutti. Su questo interviene ovviamente il sistema privato accreditato in aiuto, in sostituzione e in automatico. Certo, alcune lacune potrebbero esserci e sicuramente la riforma che porterà ad avere il CUP unico regionale, cioè il sistema di prenotazione unica regionale, risolverà molti di questi problemi, perché non ci sarà più la difficoltà di intercomunicazione fra provincia e provincia, fra ospedale e ospedale, ma avendo un CUP unico all'interno di quello che è la legge e i tempi d'attesa, io dico al paziente, al cittadino, guarda, domani mattina la visita è a Cittadella, domani mattina è a Vicenza, domani mattina... Non è così oggi, però... Oggi non è così, ma questa è la legge, cioè arriviamo lì. Già oggi comunque, io lo dico per dato statistico, siamo, non dico alla totalità, ma la percentuale di difficoltà magari sulla lista d'attesa è veramente minimale rispetto al totale. A lei giustamente arriveranno i reclami di quelli arrabbiatissimi, ma quanti che non hanno la forza di mandarle devono trovarla. No, devono magari farlo. chiamano, mandano una lettera qui in televisione ai giornali per dire, faccio un esempio, un intervento del mese prossimo, la paziente ha già la data dell'intervento, deve andare al mattino, chiama all'ospedale l'altro giorno e dice alla paziente: il medico non è perché è impegnato, non può operarla perché è impegnato in un convegno, deve venire fra 10 giorni. Mi chiedo, il convegno non sapeva questo medico che ce l'aveva prima, questo chirurgo? Cioè, ci sono tante domande che mi lasciano perplesso, tutto qui, capito? Allora, quindi... Poi c'è da considerare. Ho fatto degli esempi. No, ma certo, ma è giusto perché. Ripeto, Fabrizio Boron, tutto quello che le dico le posso dare anche nominativi con relativi medici, certo. relativi tutto, non voglio qui pubblicizzarlo perché non è bello, però succede anche questo. No, c'è un dato essenziale che è diciamo, far segnalare, no, ai cittadini la mancanza quando si riscontra. In questo caso, ad esempio, è un'iniziativa semplicissima che è stata fatta dalla Regione, che è quella di mettere su tutti gli ospedali, no, la possibilità che un cittadino metta la sua segnalazione, la sua descrizione, il suo lamento, la sua critica o anche il suo, diciamo, considerazione. Il paziente ha detto: a me non mi opera perché è arrivato un altro a pagamento che magari lo opera, e mi ha detto che va a un convegno. No, perché guardi, questo, capito? Perché allora, ci sono due considerazioni. C'è il fatto della visita o dell'operazione o dell'intervento che non è urgente e quindi può essere programmato, e c'è invece la necessità della visita o dell'intervento che è urgente. Questo intervento, mi scusi se interrompo, era stato programmato e rinviato, è della durata del passaggio di 1 anno. Sì, no, ma dico che non era urgente, ecco, ci sono interventi. No, l'hanno rinviato per un anno, voglio dire. No, ma ci sono interventi che non sono urgenti. Diverso è quando si entra nella materia oncologica, che lì non si può aspettare, insomma, e lì ci deve essere la massima urgenza. Non ci può essere il fatto che la lista d'attesa venga scavalcata o venga interrotta perché c'è una prestazione privatistica, non può essere. Altro contesto, ma entreremo su un altro dibattito che non so se lo vuole affrontare, è quello del fatto dell'intramenia, del quale si dibatte tanto ultimamente, e sul quale è una legge però nazionale. Sicuramente è arrivato il momento di rivederla e di riaggiornarla, e ovviamente sappiamo benissimo che ci sono una parte di medici, in particolar modo professori, che fanno prestazione, diciamo, pubblica in alcune parti della loro fase lavorativa e privata in altre fasi, ma questo è una legge nazionale che lo consente, quindi entriamo in un contesto diverso. Anche loro hanno delle regole, però, anche loro hanno delle regole. Poi, sa, bisogna suddividere, e io ribadisco che voglio il nome di quel problema del malato oncologico, perché secondo me glielo do subito. Ecco, e poi ci sono anche, bisogna spiegare ai cittadini in tanti casi, ad esempio, che qualcuno dice: io voglio andarmi a operare da quel medico, no?
il fatto di individuare, di dire io voglio quel medico, quel nome, quel cognome, questo porta ovviamente o un'attesa più lunga o in qualche modo, se la vuol saltare, se dà prestazione privata, andare in intramoenia. Ecco, ci sono varie situazioni che bisogna analizzarle e per questo dico ai cittadini fate segnalazione, ci sono tutti gli strumenti per farlo, ci sono diciamo gli URP, ci sono le mail istituzionali delle ULSS, delle aziende, ci sono anche... uno è malato, arrabbiato, va lì, sa già che all'ospedale ci sono tempi di attesa. No, guardi, allora, i consiglieri regionali di qualsiasi parte siano, devono essere disponibili in qualsiasi momento e per qualsiasi cittadino, non solo quando è la campagna elettorale, ma in tutta la durata del suo mandato. Quindi, siccome le mail istituzionali, siccome le mail istituzionali sono pubbliche... Posso dire, Fabrizio, guarda, le do un altro merito. Non tutti sono Fabrizio Boron. E le faccio un esempio perché ricordo, guardi, lei quando era assessore a Padova, manutenzioni verdi, lavori pubblici. Sì. E le dissi, vedi che non ho buona memoria, le dissi, è venuto ospite da missione e disse, assessore, c'è qui nell'angolo in gioia industriale, c'è una deviazione che hanno messo con gli sparti traffico là e la strada è rotta da 2 mesi, cerchi di fare qualcosa, e lei il giorno dopo la fece sistemare perché era su una situazione che non interessava a me personalmente, obbligava ma molto pericolosa era pericolosa e lei l'ha fatta sistemare il giorno dopo. Quindi che Fabrizio Boron si adoperi per le utenze, per la gente, guarda, anche in questa stupidaggine, ma la ringrazio di questo, sono sicuro che lo farà anche per quanto riguarda la sanità. Ma io, quello che dico è dovere, no? Voglio dire, noi siamo stati eletti cittadini e dobbiamo essere in prestazione per i cittadini in tutto il mandato, però in tutto il mandato. Dico, siccome ci sono le mail istituzionali, Consiglio regionale e ogni... però la mail inviata al consigliere regionale di segnalazione, al quale il consigliere poi non risponde, non dico il giorno dopo, ma la settimana dopo, 2 settimane dopo, non dà risposta, nel bene o nel male, perché non è detto che uno possa dare risposta sempre positiva, può anche dire, guardi, è un problema che non sono capace di risolvere, si rivolga, però in qualche modo... poi il cittadino lo può anche dire pubblicamente, no? Io mi sono interpellato con Tizio e Caio e se ne è fregato di quello che è la mia situazione, valutando in maniera specifica ciò che è grave da ciò che è meno grave, diciamola così. Ribadisco, nel momento in cui c'è una segnalazione di una visita programmata oltre certi termini che però non ha influenza, non ha particolarità di gravità nel paziente, è giusto sistemarla, però deve essere vista in un modo. Il malato oncologico che non è seguito nei modi dovuti, quello è un problema che deve essere... un malato oncologico, non ho mai avuto la priorità, ho fatto una trafila nascosta perché avevo firmato un contratto con un emittente importante nazionale perché non lo sapesse nessuno, e l'ospedale lo di Padova mi hanno seguito in maniera precisa, non sono andato assolutamente per raccomandazione, ho fatto tutti i passaggi dovuti ed ero un malato molto grave, per fortuna me ne sono cavata. Ecco, vede, lo IOV è un istituto oncologico, è un IRCS, quindi un istituto anche di ricerca, importantissimo, ormai è un nome, è un blasone. Sembrava che lo togliessero poi lo IOV. No, guarda, siccome sono stato parte in causa e interessato direttamente sulla questione dello IOV, lo IOV è a Padova, rimane a Padova, è di Padova, però bisogna dire chiaramente si chiama Istituto Oncologico Veneto, non padovano, Veneto. E quindi sempre chiamato così. Esatto, perché? Perché è al servizio dei veneti. L'importante è che rimanga a Padova. A Padova rimane per novietà. Siccome è un istituto di ricerca e ha bisogno della vicinanza al sistema universitario, perché se non fa ricerca non può avere l'IRCS a livello nazionale. E ovviamente su quel contesto prende anche molti contributi. C'era un problema, lo IOV come lo conosciamo ha 120 posti letto, la ovviamente richiesta purtroppo è altissima perché più ci si specializza e più si è capaci in termini oncologico a dare risultato, a dare prestazioni ai cittadini, e più i cittadini ovviamente chiedono di andare lì a farsi curare, e pertanto c'è stata la scelta di creare una filiale
chiamiamola volgarmente una filiale, per farci capire a chi ci ascolta, a Castelfranco, per dare ulteriori posti letto, ulteriori reparti al servizio dei pazienti, che altrimenti non è che noi li perdiamo da Padova, andavano da altre parti, andavano fuori regione, andavano in Lombardia, andavano in Friuli, andavano da altre parti, perché la lista d'attesa allo IOV era altissima, perché la potenzialità dello IOV è 120 posti letto con quelle apicalità. Su questo io ho fatto una battaglia forte quando c'è stata la discussione. Ho ovviamente chiesto, ed è stato così, che lo IOV sia identificato e rimanga a Padova, e si è identificato in maniera forte, ormai radicato, con la città di Padova per la vicinanza all'università e all'azienda ospedaliera. Allo stesso tempo però sono stato ovviamente, diciamo, oggettivo nella discussione, razionale della discussione, a capire che c'era bisogno di ampliarsi, c'era bisogno di espandersi. Io non metto, diciamo, la parola fine al fatto che domani lo IOV possa anche ampliarsi in altre province. Anzi, lo IOV è nato a Padova, ma essendo di vocazione veneta dovrebbe avere una radicazione a livello regionale. Perché se noi a Padova non siamo in grado di dare risposte a migliaia e migliaia di pazienti veneti e che vengono da fuori a chiedere la prestazione, dobbiamo porci il problema di dire come facciamo a dare il servizio in maniera efficiente a tutti. Oggi Castelfranco, con ulteriore servizio, domani potrebbe essere, che ne so, in qualche ospedale della provincia di Padova, non so, sul veneziano, certo, sul viene vicentino, ampliato in altre città. perché ad esempio io quello che ho sempre pensato è la fuga, ad esempio, in questa materia di molti pazienti verso Aviano, verso l'Istituto Oncologico di Aviano, che è in Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo, pensi che il Veneto paga circa 50 milioni di euro di prestazioni al Friuli, per malati, in particolar modo quelli confine, ma molti anche dall'entroterra Veneto, che vanno di là. Beh, le altre regioni, venendo a Padova o nel Veneto, altri portano pazienti ricchezza, portano prestazione, no? Portano, è una questione economica. Verranno, riscuoterà dei soldi delle altre regioni del Veneto, no? Ma La domanda è, se ne spende 50... noi dobbiamo essere attrattivi. Ho capito, ma se ne spende 50, quanti ne recupera dalle altre regioni? No, noi abbiamo oltre 100 milioni di euro di entrate di prestazioni a fuori regione. Quindi siamo in attivo da questo Sì, punto siamo di in vista. attivo, non c'è problemi. Però siccome noi non abbiamo nulla da invidiare, no? Il nostro Istituto Oncologico Veneto è forte ed ha grande capacità, la sua dimensione deve crescere. E per questo dico che ha necessità, secondo me, di individuare nuovi spazi e nuove diramazioni nel territorio veneto. Senta Fabrizio Boron, tra i tempi di attesa, come diceva lei, come dicevo io, anzi le chiedevo, che sono lunghi, l'ospedale tiene aperto anche nei giorni quasi semifestivi e festivi, il sabato, per le analisi pazienti, cosa che una volta era un'utopia, oggi invece, perché sembrava nell'ospedale, sa, io poi sono rimasto, ho avuto la sfortuna di rimanere in centro per molto tempo, al sabato e domenica non c'erano ammalati, al lunedì un disastro, si ammalano tutti i lunedì, no? Invece mi sembra che era venuto ospite qui la Regione Veneto della sanità, Coletto ha detto no, noi ci può andare anche il sabato o la domenica a fare le analisi in ospedale, insomma, giusto? Sì, sì, ci sono, ovviamente, poi cadiamo sempre in quello che sono le limitazioni che ci impongono le normative, che ci impongono i turni di orari, il personale, perché non siamo esenti quando parliamo di prestazione. Noi ci piace pensare alla prestazione H24, 7 giorni su 7, però dobbiamo fare i conti anche con quello che è la potenzialità, cioè il personale, le turnazioni e quant'altro. Però si può. Cioè, io credo che chiunque di noi abbia avuto modo di constatare che se ha una necessità ospedaliera e si reca in ospedale sabato o domenica, viene insomma tramite il pronto soccorso, ovviamente, che è la prima istanza, il quale poi deve verificare se è un problema grave e quindi passare a un reparto interno specialistico per l'intervento, per la necessità immediata. Su questo non c'è dubbio. Allora, concludendo questo ragionamento, speriamo che i tempi di attesa si riducano sempre di più. Oggi ci sono anche delle applicazioni sui telefonini che sai quanti ricoverati sono in codice bianco, rosso, giallo in ospedale, insomma. Noi abbiamo, si conosce poco, noi abbiamo un consorzio che si chiama Arsenal, che è un consorzio fatto a tutte le URSS Veneto, a tutte le aziende sanitarie venete, di ricerca, dove
studenti, laureandi, laureati fanno ricerca tecnologica al servizio del sistema sanitario regionale. Molte di queste ricerche e di questi risultati sono state poi esportate a livello nazionale. Pensiamo a quello che diceva lei, ad esempio quell'app che si chiama Sanitap, che qua a Padova è stata messa per prima in funzione per testarla, ma arriverà a tutto ovviamente il Veneto, dove uno entra nell'app e verifica gli ospedali dove è in quel momento geolocalizzato. Aspetti, puoi prenotare anche gli esami del sangue? Può prenotare le visite, certo. E io lo faccio abitualmente quando ne ho necessità. Mi creda, se io scrivo e prenoto la visita all'esame del sangue ai Colli alle 8 della mattina, io arrivo lì alle 8 meno 5 e alle 8 esce il numero di prenotazione. Deve essere lì alle 8 meno 10 perché alle 8 meno 5 ne arriva la chiamata delle volte e alle 8 e 5 esce. No, guardi, io l'ho Lo testato chiamano, 2 volte e puntuale esce. Poi che Io esca il no, ma- numero e allo sportello devo aspettare quello che c'è prima, va bene, può Professor, ha succedere. ragione. Io ne vado una volta al mese, Sì. quindi Ecco. 12 volte all'anno vado. Comunque è un sistema 12 volte, eccezionale perché, e soprattutto anche nella necessità, come diceva prima, del pronto soccorso. Io mi sono geolocalizzato con l'app e i pronto soccorsi mi dice la distanza di quelli che sono vicini, con addirittura la schermata del codice bianco, il codice verde, cioè del tempo d'attesa, di quanto ho necessità di aspettare. E quindi scelgo se devo andare da una parte o dall'altra. Queste sono ricerche, app, come il fascicolo elettronico, come molte tecnologie che noi oggi abbiamo in campo sanitario e che mi creda, c'è questo consorzio che giorno dopo giorno con bravissimi professori, ragazzi, ingegneri, laureati, laureandi, studiano e poi ovviamente mettono al servizio. Altro tema importante, Fabrizio Moroni, i vaccini. Cosa ne pensa? È venuto fuori un po' di polemica proprio oggi o ieri sul giornale, oggi è mercoledì, ieri sul giornale non ricordo. Per quanto riguarda i vaccini, cosa ne pensa lei? Guardi, è una battaglia che mi sono trovato ovviamente sul tavolo fin dal mio insediamento, quindi dal 2015. E già a quel tempo c'erano richiesti proposti di legge sull'obbligatorietà a livello regionale. Noi partiamo da un fatto che in Regione Veneto non c'era l'obbligatorietà, c'era la facoltatività, ma è anche vero che la Regione Veneto ha sempre spinto e promosso e fatto ovviamente informazione sul tema dei vaccini. Cercando di coinvolgere le famiglie, i genitori, i pazienti, dicendo che è giusto ed è corretto fare la vaccinazione in un certo modo e cercando la spontaneità dei cittadini. Guardi, il dato che noi abbiamo lasciato nel 2014, prima che entrasse l'obbligatorietà, perché i dati noi li abbiamo sempre 2 anni poi, no? Del 2014 li abbiamo avuti nel 2016, poi sempre 2 anni di ritardo la copertura vaccinale. Quando è entrata la discussione nel 2016 di questa cosa, avevamo i dati del 2014 e noi avevamo già un dato che era oltre il 92% di copertura vaccinale Veneto. Quindi, siccome la diatriba oggi è quella dell'obbligatorietà inserita, il quale io, lo dico in maniera molto aperta, non ero d'accordo, perché il modo con cui è stata fatta e imposta non è stata chiara, sicuramente non è stata, diciamo, non ha teso una mano alla discussione, specialmente a chi ha qualche dubbio, che magari ha avuto anche qualche problema in famiglia. Io parto dal fatto che mia figlia è vaccinata, quindi quando parlo col contesto che io ho mia figlia vaccinata, però dico, se c'è una famiglia di genitori che hanno un dubbio, hanno qualcosa sulla mente, non gli è molto chiaro, perché non dobbiamo essere disponibili alla spiegazione? È proprio questo il motivo, Fabrizio, che nessun luminare dà una spiegazione corretta di determinati vaccini, ed è per questo motivo che una parte della politica, una parte di pazienti non vogliono farli tutti questi vaccini, perché dicono nessuno mi ha dato, semplifico perché non conosco in maniera approfondita la tematica, però dicono nessuno mi ha dato la garanzia del risultato che potrà avere questo tipo di vaccino. Purtroppo in materia sanitaria dare la certezza di un risultato non può succedere, perché sa benissimo però si gioca anche sulla persona, certo, però siccome può rimanere, mi scusi la volgarità, deficiente per tutta la vita con un vaccino, insomma. Ma infatti io, siccome ho avuto modo di parlare, di conoscere, di discutere, io
non sono così con il paraocchi da dire come ha fatto il ministro Lorenzin, no? Si è messo i paraocchi, giusto così e basta, non ascolto nessuno. Avrà avuto degli interlocutori immagino che detto, immagino che li ha avuti, spero però di sì, dai, facciamo tutto, no, ma io togliamo immagino la politica, facciamo tutto, però io presumo che chiunque al Ministero della Sanità non sia stato informato è da metterlo, non dico al muro, ma io da immagino che ha avuto le sue informazioni e le sue ovviamente spiegazioni tecniche, come le ho avute io, come le ha avute il Presidente Zaia, l'assessore Coletto, abbiamo avuto tutte le nostre spiegazioni, le abbiamo dibattute per anni all'interno della Commissione, però è anche vero che nel panorama ovviamente del tema vaccinazioni c'è una fascia e c'è una popolazione, io non sto parlando di quelli che vengono classificati come, secondo me è anche sbagliato, Novax, perché ci sono coloro che magari ideologicamente sono contro a prescindere, e ci sono la più grande parte di coloro che vengono identificati così, ma non sono proprio così, che sono persone che vogliono sapere, vogliono essere informate, hanno un dubbio, e dire io ti obbligo è dare in qualche modo un alibi di giustificazione al loro dubbio. Però in virtù di questo, lasciamo stare quelli che protestano per tutta la vita, che dicono no tanto per dirlo, però faccio un esempio, se la Lorenzin ai suoi informatori dice ok è obbligatorio e Borò, sto facendo un esempio, ai propri informatori dice no, certi puoi farli e altri no, vuol dire che non si sa ancora la verità sul ragionamento dei vaccini, e questa è una cosa molto grave, cioè che la medicina faccia sì che le aziende farmaceutiche usino un vaccino iniettato in un corpo senza sapere davvero il risultato finale, oppure sapendo in parte il risultato finale. Questa è una cosa molto grave, Fabrizio Boron, in termini... È vero, poi sta parlando col Presidente della Commissione Sanità che prima che venisse la obbligatorietà della legge Lorenzin ha posto il dubbio e la discussione prima, cioè ovvero quando già all'interno della Regione Veneto e del Consiglio regionale c'era chi voleva porre l'obbligatorietà. Io ho difeso la legge regionale dove parlava di facoltatività, ma soprattutto nell'altra stampella parlava di informazione, parlava di divulgazione di dati, di statistiche, di informazioni. Guardi, quel dato del 92% del 2014, io l'ho detto anche a qualche giornalista, vorrò vedere quando avremo il dato confermato del 2016 e anche del 2017, prima dell'intervento dell'obbligatorietà, qual è il dato di copertura vaccinale, perché il Veneto ha due punti a favore. Uno, una grande rete informativa che è sempre stata fatta e quindi aveva segnato dal 2014 ad oggi un aumento della copertura vaccinale, seppur facoltativo, e dall'altra parte un'anagrafe vaccinale elettronica puntuale, che in molte regioni d'Italia non ci sono. Noi sappiamo quanti cittadini in Veneto sono vaccinati e in che modo e dove, ovviamente su che cosa sono vaccinati. In altre regioni non è così. Quindi quando noi abbiamo contestato l'obbligatorietà, la legge dell'obbligatorietà, abbiamo detto che non si può fare una legge, perché io posso anche capire che quella legge è stata fatta perché l'OMS sotto una soglia di copertura vaccinale pone un allarme, no? Un allarme epidemia, e pertanto quella obbligatorietà è stata fatta perché in alcune regioni il dato era molto basso. Certo. E noi dicevamo, siccome in Veneto noi siamo invece, secondo le normative, siamo con un'anagrafe puntuale, abbiamo una copertura vaccinale in aumento e siamo certi che con i dati ultimi che ci usciranno siamo prossimi al 94-95%, crediamo di poter in qualche modo ovviare a questa obbligatorietà informando i cittadini, dando spiegazioni e dando ovviamente l'appoggio spontaneo alla vaccinazione. E quindi in virtù di questo cosa accadrà? Siccome oggi ci dicono che la copertura vaccinale obbligatoria imposta dalla legge ha fatto sì che è salita la copertura anche in Veneto, io sto molto in attesa e quando avrò i dati li pubblicherò e vedrà, se non mi sbaglio, che la differenza fra prima e dopo
è veramente minimale. Impercettiva. Va bene, staremo a vedere anche lì per quanto riguarda i vaccini cosa succederà nell'immediato futuro, perché anche qui è la politica che non dovrebbe baruffare tra destra e sinistra, centro, sud e nord sulle cose che riguardano la sanità, però purtroppo succede anche questo. A tra poco.